In 10 regioni oggi è stato il primo giorno di scuola per oltre 3 milioni di alunni. Giovedì 16 settembre sarà la volta degli studenti del Friuli Venezia Giulia e della Sicilia. Gli ultimi a riprendere le lezioni saranno i ragazzi della Calabria e della Puglia. E oggi è il giorno del Green Pass che dovranno avere anche i genitori degli studenti che entrano negli istituti scolastici. Il ministro dell'istruzione Bianchi ha detto di non aver abbandonato l'idea sull'uso della mascherina in classe. La mascherina, secondo il ministro, non andrebbe utilizzata nelle classi dove tutti gli alunni sono stati vaccinati. Per quanto riguarda appunto i vaccini, in Sicilia sarebbe stata superata la soglia del 90% di vaccinazioni, almeno con la prima dose. Nell'isola l'estensione del Green Pass viene intanto vista come una mossa sicuramente vincente per convincere le persone a vaccinarsi e il governo sta valutando l'ipotesi di estendere l'obbligo del Green Pass agli utenti dei servizi pubblici. La decisione verrà presa entro la settimana. L'obbligo dovrebbe riguardare tutti i dipendenti pubblici. E da qui ad un mese sapremo anche se si andrà verso l'obbligo di vaccinazione. È il caso di ribadire che tutto dipenderà dal comportamento e dalle risposte di ogni singolo cittadino.